Un incontro si è svolto oggi presso l'aula consiliare del comune di Agrigento, l'oggetto quello dei rifiuti, della differenziata con particolare occhio allo spazzamento in vista della scadenza del contratto che avverrà nel 2023. Presenti le associazioni dei consumatori, tutte tematiche interessanti che sono state trattate, che da un lato mirano a conciliare le esigenze delle associazioni in rappresentanza dei cittadini di Agrigento, e dall'altro l'amministrazione comunale della città, presenti all'incontro il sindaco di Agrigento Miccichè e l'assessore al ramo Trupia. Noi non vogliamo assolutamente incidere sulla Tari, l'ho sempre detto, noi vogliamo soltanto dividere in futuro col nuovo contratto l'igienico, cioè l'aspetto igienico sanitario delle strade, della raccolta e la problematica dello scerbamento. Sono due cose che io voglio assolutamente dividere, perché per così come è il contratto con 15 persone, quindi 7 coppie e mezzo di operatori che devono contemporaneamente spazzare e scerbare Agrigento che ha, oltre al centro storico, ha 11 quartieri satelliti, è impossibile. Quindi stiamo cercando di rivedere il contratto, così alla scadenza, aiutati anche dalle associazioni ambientaliste che oggi sono presenti come anche l'altra volta, di mettere tutti insieme, di formulare e di arrivare a un fine che sarebbe più consono per una migliore pulizia della città, è logico. Per ciò che riguarda questa vicenda del quinto, sul capitolo, dice che voi non ne avete usufruito mentre l'amministrazione precedente l'aveva fatto. No, non è assolutamente vero, noi l'abbiamo usufruito, abbiamo raggiunto il massimo. Se andiamo oltre poi veramente, come dice qualcuno che dobbiamo fare, andremo in giro sulla Tari, poi veramente aumenterà la Tari. Io non lo voglio assolutamente, anzi io voglio che la Tari rimanga lì dove, anzi che possa anche diminuire aumentando anche i servizi. Quindi l'amministrazione attiva, diciamo, viene incontro alle richieste delle associazioni consumatori per quello che si può, ovviamente. Sicuramente stiamo accogliendo tutte le richieste e non vi nascondo che già qualcosa si vede ad Agrigento, un minimo di pulizia in più c'è stato un potenziamento, ma il potenziamento non è con l'aumento della Tari, assolutamente la Tari non viene intaccata, e sono su dei servizi che abbiamo preso in parte o abbiamo trovato non espletati, e quindi con questi servizi noi facciamo un potenziamento transitorio di qualche mese. Sì, siamo qui al Comune, il secondo appuntamento che ci viene dato per parlare del nuovo contratto che scadrà a breve, quindi 2023, e stiamo cercando insieme all'amministrazione di verificare le criticità e di come ovviamente superarle. Sono tante le situazioni ovviamente che non si possono esaurire in poche battute. Soprattutto per il semplice fatto che la Tari oggi ha un'incidenza nei confronti delle famiglie agrigentine notevole, per un servizio che abbiamo visto tutti qualitativamente molto scadente. Quindi stiamo cercando di vedere come superare, ovviamente, come migliorare il servizio alla luce del contratto che sta scadendo, e quindi l'auspicio è quello di trovare la sintesi e di realizzare finalmente un servizio che possa avere come connotato la riduzione della Tari, considerando che noi facciamo la differenziata già da tanto tempo e non abbiamo visto una riduzione per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, perché comunque c'è ancora un tasso di evasione molto elevata, ed è uno dei temi che ovviamente affronteremo con l'amministrazione e pretenderemo di capire esattamente in che modo l'amministrazione intende scovare gli evasori o i cosiddetti furbetti. Si ha l'impressione che questi incontri non incidano particolarmente sull'operato dell'amministrazione, che poi decide autonomamente. Lei cosa ne pensa? No, spero di no, braccheremo l'amministrazione per quello che ci compete. Probabilmente non tutti gli attori oggi sono presenti, perché fare un tavolo con associazioni dei consumatori, ad esempio, e altre associazioni che probabilmente non hanno la capacità di incidere perché non hanno la legittimazione ovviamente per poterlo fare, per competenza, e ad esempio al tavolo mancano le associazioni di categoria, Confcommercio, Confartigianato, Confimpresa. Mancano anche le ditte, qualcuno dice. Sì, lo abbiamo proposto
Personalmente la volta precedente abbiamo chiesto ovviamente un'interlocuzione col dirigente del settore, con le ditte, perché ovviamente tu puoi migliorare solo se hai la possibilità intanto di un contraddittorio e di avere anche quelle risposte che l'amministrazione magari nell'immediato non è in grado di fornirti, in assenza appunto delle ditte che ti possono dire quello che possono fare e quello che non possono fare, questo per fare un esempio. Quindi francamente è un tavolo un po' tra virgolette anonimo, che comunque noi ci siamo, garantiamo la nostra presenza come associazione consumatori, sperando appunto di poter incidere favorevolmente a favore appunto delle famiglie agrigentine. Ecco, lei a inizio seduta chiedeva la registrazione degli interventi, perché forse qualcuno l'ha dimenticato. Ecco, perché è importante registrare? Lei insomma ha voluto, ha preteso che quest'atto formale venisse fatto dall'amministrazione comunale di Agrigento. Sì, infatti in assenza di tale chiarimento, in assenza di una registrazione delle sedute, non mi sta bene, personalmente non sta bene alle associazioni dei consumatori con le quali ho fatto cartello il fatto di non avere la possibilità di che i nostri interventi vengano verbalizzati, perché questa è un'assunzione di responsabilità per evitare che queste riunioni possano avere il significato di 4 amici al bar, come dire, come se ci fosse una tifoseria, no? Pro amministrazione, contro amministrazione, quelli che vengono qui solo per partecipare, solo per fare passerelle. Mi dispiace, ma è una cosa che non accettiamo, perché chi si assume la responsabilità di rappresentare le famiglie lo deve fare in toto e deve ovviamente farlo attraverso una legittimazione che gli viene data per l'associazione che rappresenta, e soprattutto noi abbiamo la pretesa che ovviamente i nostri interventi, di modo che vengano conosciuti da tutti, che tutti sanno quello che diciamo e quello che ovviamente vogliamo che si realizzi, vengano prese in considerazione nella giusta misura.